Atalanta e Juventus stavano per fare entrambi l'impresa, ma la Juventus non passa e si gode, ma a prescindere la Juventus ha fatto una bellissima partita. Vabbè, io vi saluto, bene a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video da Spetteggio Mercato, Batman napoletano, tanto mi devo, ok, se hanno scassato già, sì, ciao. Vabbè, intanto io vi saluto, come state ragazzi, spero tutto bene. Allora ragazzi, in questo video, se siamo pure qua, ok, questo video andiamo a fare il post partita, come dite, sto dormendo, non ce la faccio più. Infatti la partita della Juventus, mamma mia, com'è durato tanto, mi sto dormendo. Non potevo fare niente, tipo che vinceva la Juve o Galatasaray, non potevo fare niente, mi era una fa soffrire, cioè una cosa incredibile. Vabbè, allora ragazzi, prima di tutto Atalanta Borussia Dortmund. Allora, è venuto prima dei finti, vabbè. Allora, Atalanta che fa cioè diventa il Real Madrid che fa un partitone esagerato dalla partita di andata la settimana scorsa che stava perdendo un altro episodio di fretta, vabbè, che stava perdendo 2-0 la partita di andata e al ritorno ha fatto l'impresa ragazzi, è riuscita a rimontarla e a vincerla. Ma non mi ricordo quando l'ha vinta perché sto per morire, sto per dormire, ma l'ha rimontata. Poi vai giù. L'unica squadra che è rimasta no, in alto l'onore della nazionale italiana. Poi vogliamo parlare della Juve, la Juventus Galatasaray 120 minuti più due intervalli, non ricordo. Vabbè, allora ragazzi, Juve che ha tenuto testa a questo Galatasaray fino all'ultima, c'è da dire. Poi nel secondo tempo di recupero, gli ultimi 15 minuti il Galatasaray, cioè dal recupero in poi, diciamo così, dal recupero, qua sta registrando, sì, dal recupero in poi la Juventus è calata, mi pare logico, e 120 minuti che riesce a sopportare, e più calcolate che c'era Russo alla Juventus, che secondo me non era proprio rigore, non c'era proprio, rigore, guardate pure il Sung Pazzi, non c'era proprio il Russo, non c'era proprio, ok? Guardatevi i replay, fermi immagine, che con Pulito V non era mai Russo, ok? Me lo dice Batman napoletano. Poi, poi come si dice, siamo già parlato soli, vabbè, poi il Galatasaray che segna 2 gol con tengono un Urco, vabbè, non levato. Galatasaray fa un tempo di recupero esagerato da vera squadra, veramente molto un buon tempo, cioè un buon supplementare molto bello e quindi con Osimhen, e poi devo essere sincero, non me lo ricordo chi ha segnato, fa il 7 a 5, 7 a 4, boh, vabbè, e vince così la partita e ottiene la qualificazione ai, come si dice, alla Champions League, agli ottavi di finale della Champions League. Ormai per l'Italia io speravo in estate già che in questo campionato, c'è questa Champions League, le squadre italiane, a prescindere dal Napoli, dalla Juve, dall'Inter, dal Milan, io speravo che riuscivamo ad ottenere la quinta classificata in Champions League, però non ci siamo riusciti. Però speriamo bene per l'Atalanta che vada più avanti possibile in Champions League, perché se no
io non vi posso portare i contenuti sulla Champions League, non ve li posso portare. Vabbè, noi ci vediamo in un prossimo video. Io non posso dilungarmi più di tanto perché sto per dormire, voglio andare a dormire, domani tengo scuola, sto per morire. Se penso che si vede che si è visto in questo video, e vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. In descrizione il link del gruppo WhatsApp e dei due canali in collaborazione, che sono The World of Football e il canale WhatsApp Mondo del Calcio. Ciao, aiuto.